Buongiorno, salve, sono Michele De Gambrinus e oggi parleremo della storia del caffè napoletano. Non tutti sanno che il caffè napoletano è l'unico al mondo che ha nobili origini, infatti fu una regina, la regina Maria Carolina, a volerlo fortemente alla corte di Napoli. Eccola qui, questa signora qui è la regina Maria Carolina d'Austria, sposa del nostro Ferdinando di Borbone, e lei durante una festa alla Reggia di Caserta offrì il caffè ai propri ospiti, era il 1771. Chiaramente il caffè prima della sponsorizzazione reale già a Napoli era stato introdotto, ma non aveva avuto quel successo sperato. In realtà Napoli è stata forse la prima città europea a conoscere il caffè. Infatti nella nostra terra, e precisamente nella scuola di medicina di Salerno, in questo trattato, il Flos Medicine Scole Salerni, già si parlava del caffè e stiamo nel Medioevo. In nessuna parte d'Europa il caffè era stato introdotto o si conosceva, e mentre invece a Salerno e a Napoli il caffè già si conosceva. Grazie quindi alla regina Maria Carolina il caffè arrivò a Napoli ufficialmente, però i napoletani, che sono sempre stato un popolo molto superstizioso, non vedeva di buon occhio questa bevanda. Perché? Perché dicevano che il caffè era nero come la notte, perché dicevano che all'interno del caffè si potevano somministrare veleni, oppure perché dicevano ancora che il caffè era la bevanda del diavolo, perché aveva la capacità di far stare sveglio le persone. Allora, com'è che accadde che il caffè divenne la bevanda ufficiale dei napoletani? Grazie a un personaggio che si chiamava Vincenzo Corrado, questo signore qua. Vincenzo Corrado era il più grande cuoco e gastronomo dell'epoca e lui subito capì le potenzialità del caffè, non soltanto come bevanda ma anche come luogo di ritrovo. E quindi che fece Corrado? Ebbe una geniale idea. Fece un'opera che si chiamava La manovra della cioccolata e del caffè e la dedicò a chi? La dedicò al più grande esperto di iettatura napoletana, Nicola Valletta. Nicola Valletta non era soltanto il più grande esperto di iettatura, ma era anche un professore di diritto. Eccolo qua, abbiamo una foto. Quindi Nicola Valletta, quando venne a sapere della conoscenza di questa dedica in questo trattato, fu onorato e volle contraccambiare la dedica dell'amico scrivendo una poesia. Questa qui è la poesia, eccola qua, ce l'abbiamo, ecco qua. Una poesia del caffè. Siamo nel 1794. In questa poesia Nicola Valletta dice e afferma che il caffè è la più buona delle bevande e non fa male, anzi il caffè è buono, e se lo diceva Nicola Valletta che il caffè era la bevanda buona ed era la migliore che si potesse bere, tutti i napoletani incominciarono a seguire il consiglio di questo professore di diritto, nonché grande esperto di malocchio, e quindi all'improvviso i napoletani si innamorarono del caffè e fu un amore che a distanza di 200 anni non conosce ancora fine. E Napoli, e chiudiamo il discorso, divenne la capitale del caffè esattamente nel 1819 con l'invenzione della cucummella, la prima caffettiera moderna, perché all'interno di questa caffettiera, ecco qua, c'è un filtro e quindi si supera il caffè turco, quello a infusione, perché con l'invenzione della cucummella si elimina il fondo, i residui che rimangono nella tazzina del caffè turco. Quindi grazie a questa invenzione tutta napoletana, 100% made in Naples, Napoli conquista il titolo di capitale del caffè, ed è per questo che qui a Napoli il caffè non è soltanto una bevanda ma è un rito.